40 all'ora, però le strade prima erano tutte col bordo che cedeva, tipo qua a sinistra, vedi? Non so se la GoPro riesce a far vedere. Allora niente, devi buttare la freccia, spostarti, c'è tutto un zig zag. E c'è qua che mi attraversa un fagiano, dai fagiano, passa, dai fagiano, guarda, sta là anche, dai. Levati alle palle fagiano, non venirmi sotto e farmi gli scherzi, razza di fagiano slavo. Ragazzo, Singano è distrutto. Singano intanto è arrivato in Ungheria, tipo a 60 km del posto dove dovevamo andare. Però siccome siamo devastati tutti e due, abbiamo fatto troppa strada oggi. Direi che adesso magari ci fermiamo qua, mangiamo, pranziamo, che tipo sono le 4 del pomeriggio, ok? e magari anche un pisolino di un'ora, adesso vediamo Giovanni cosa dice. Ok, adesso ho buttato su una pizza, devo solo stare attento a non prendere sonno, quindi è meglio che sto in piedi fino a quando non è pronta la pizza. Guarda, Giovanni si è messo lì di fronte alla scuola, io di taglio su sti parcheggi qua, perché da sta parte ho una specie di chiesa. Cazzo è? Cioè, dove abito oggi? Sbam! A qua! Che è sta? Ah sì, è una chiesa. Vedi, vai su una chiesa, brutta ma è una chiesa. Ungheria ragazzo, guarda che faccetta sono. Dai un pisolino. Guarda cosa ho fuori casa, ho i pecoroni. Sentivo io beh, che cazzo è che fa beh? E loro? Praticamente €1. Enrico Giovanni, ci hai mai visto banconote da 1000, cazzo? Guarda, ischei qua, eh? 9, 12. Fiorino ungherese. Saranno €3,50 questo. Ah, buono. Amicetta. Ecco, un barbone. Sulla fauna, abbondanti falchetti, cicogne facilissime da vedere, e ho appena trovato un tasso morto nel ciglio della strada. Un'altra bestia che ho trovato morta nel ciglio della strada sembrava un tapiro, cioè era strano, un formichiere, non capisco, aveva tutte le scaglie gialle. Wow, guarda a destra e prati infiniti, stupendo, ma che roba! In questi prati anche a destra, guarda a destra, nord-est, mamma mia che robe. Qua Giovanni mi aveva telefonato per dirmi era bello fermarsi e raccontare la vastità del cazzo che te ne frega. Lo so, però non ci ha messo, guarda, una piazzola di sosta, niente. C'era tanta vastità qua, sì Adesso siamo quasi arrivati al lago però, manca 10 km. Il lago dove siamo noi, che dopo vedrai i video, la puntina e tutto quanto, c'è anche di famoso il museo della Cadillac, il museo dei modellini di treni e un museo diciamo di storia naturale degli animali. Io avevo trovato questo parcheggio qui, lì abbiamo il lago, però Giovanni non va bene, dice andiamo a vedere se c'è qualcos'altro di più in riva al lago, e quindi montiamo nel camper di Giovanni. Micio sboro. Anche perché qua è tutto chiuso comunque. Cioè qui volendo, se tu vuoi andare al lago là, poi qua è tutto chiuso. Ma no, in bici di là ci vai. Sì. Qua. A parte che noi qua siamo in contromano. Buono che siamo in contromano. Dai, Giovanni dice forse questo, sì, che abbiamo la vista al lago, il risveglio. Sì dai, meglio questo. Abbiamo anche il parco e tutto, ma si può parcheggiare qua? Dove ha parcheggiato il ciccio pasticcio qua. Ah guarda, c'è quella strada asfaltata che io non ho preso, vedete? Buona la strada asfaltata che tu non hai preso. Allora, c'è anche la casa abbandonata, c'è il parco, guarda che roba. Sì dai, ok, andiamo a prendere il mio, ci mettiamo qua. Se il pirla con la macchina non si metteva là, li mettevamo già. Guarda che bello qua. Sì, non abbiamo la vista al lago, sì c'è la vista al lago. Ok dai, ci mettiamo qua. Boh, andiamo a prendere il camper di Singano, mamma mia, un mal di testa perfino a quanto stanco sono. Comunque un moment me lo prendo. Quello qua praticamente. Sì, se prendi quello spigolo là, esatto, o anche quello a sinistra che Giovanni ha sfiorato, ci hanno già messo la Madonnina qua in centro. Sicuro che si esce o sei un po' su... Allora, come andare in un'isola pedonale in un marciapiede con un camper? No, infatti qua
Istruzioni by Le Puntine del Mondo con la gentile collaborazione di Giovanni Bagnato, che secondo me tutta la piazza che abbiamo preso è colpa del suo cognome, porta sfiga. Le Puntine del Mondo, come girarsi in un marciapiede. La portiere tocca il culo. Mi intabaro per bene e andiamo. Speriamo che domani non ci sia del tempo. Sì, che non ci sia sto vento qua che ti sposta. Domani è girata in bici. Oh, senti la voce non è da smonati, è proprio da stanchezza, perché la strada dalla Slovenia all'Ungheria è praticamente tutta collina, sali e scendi, ma discese e salite dal 10 al 18% di rapidità. Pieno di buche. È pieno di buche, quindi insomma è stato abbastanza impegnativo. Non è che puoi dire vai via ai 50-60 e hai il viaggio relax, no, ai 50-60 è il viaggio impegnativo. Allora ragazzo, questo è il parcheggio che ti ho puntinato nelle mappe. Ringrazio Giovanni perché io ne avevo puntinato uno un po' più sfigato, lui ha detto no dai, andiamo a cercarne altri. Tu qua hai, guarda, ti risvegli, sei il mansardato, o comunque se ti metti col letto di là hai vista lago e vista parco. No, distrutto ragazzo, distrutto. Puntina la facciamo un po' domani, c'è video carini, adesso andiamo a fare una passeggiatina. Avevamo trovato anche il rubinetto dell'acqua chiuso. Tu sai come rompere, ciao anatre, le anatre, tu sai come rompere gli idranti che ci carichiamo l'acqua? Ma qua vicino toilette vuoi che non c'è un rubinetto? Però se c'è vicino toilette che è aperto ci carichiamo con le taniche qua, no? Tira capio, invece è tutto chiuso, sarà aperto solo d'estate. Porca di quella troia, però anche voi un rubinetto mettetelo, se poi arriva Singano qua a farvi la puntina del posto, vi porto il turismo, vi porto il money, vi porto la grana. Sti che già sono in modalità milanese e niente, non ci danno neanche il rubinetto. Esatto, vai nella giostrina per incoglioniti. Occhio che ci va sul serio, sapevo io. No, adesso da vedere c'è l'albergo abbandonato lì, quella a destra, il Balaton. No, col cazzo. Però prima che faccia buio volevo vedere un attimo il lago. Ma no, là c'è il baretto anche che ti avevo puntinato. Bello, tutta la città, poi abbiamo altre cose da vedere che avevo segnato, però te le faccio vedere meglio domani, perché adesso non ha senso, siamo anche distrutti, quindi non ci sarebbe l'energy, te capi? Un pesce enorme morto, guarda che roba, guarda che grande, guarda che roba, enormissimo, porco cacchio, è tanto enorme, è 1 metro, porca miseria, gli immancabili cigni che ormai avete inflazionato l'ecosistema europeo e extraeuropeo.